Rieccoci a parlare di turismo, di chi lavora nel settore turistico. Avevo interrotto lei vicepresidente, però volevo parlare un po', ridarle la parola, perché lavorare anche volentieri quando poi sai che forse non ti piace neanche quel lavoro, o che non lo vuoi fare a lungo periodo, che comunque, perché c'è anche questa insoddisfazione che lei diceva è importante non trasmetterla al cliente, poi alla fine se un cliente vede che, banalizzando, il direttore dell'hotel non lo fa con grande animo, non ha questa cordialità, anziché il cameriere o qualsiasi altro operatore, anche nei negozi stesso, perché anche commercio, cioè è la stessa cosa, è a detrimento del lavoro che svolgi, quindi non incentivi la clientela a venire, quindi questa è un'altra componente. Da questo punto di vista un'attenzione particolare. E su questo è stato molto bello che al convegno l'altro giorno fosse presente l'assessore Donazzan. Da questo punto di vista la formazione, l'istruzione, il saper passare dei valori del lavoro, nel lavoro, che è bello fare questo mestiere, però è una cosa che ti devono insegnare. È una cosa che devi imparare. Il sistema formativo adesso in Italia non è proprio... no, non è in grado di trasmettere anche questo. E su questo come Ebit, tra l'altro, perché poi c'è anche un problema di aggiornamento continuo. Su questo, come Ebit, adesso come percentuale di... Voi fate anche formazione, vero? Sì, questo è importante. Ecco, ma è proprio una questione di formazione, oppure, lo dicevamo prima fuori onda, è un qualcosa che noi cioè questi giovani che sono così, ce li siamo costruiti in questo modo, o lasciandoli a certe libertà, non dandogli certi input, concedendogli altro, in modo che sono cresciuti molto più con delle idee poco legate anche al senso del dovere stesso, in qualche modo, non lo so. Perché allora, tutti da giovani hanno fatto sacrifici. Come in tutte le generazioni, ogni generazione è differente dagli altri, e c'è un po' la solitudine di questa generazione, perché noi siamo ancora così presi dal lavoro che quando ritorniamo a casa ascoltiamo molto poco le necessità dei giovani. Lo dico perché ne ascolto tanti di giovani come organizzazione sindacale, poi anche come madre, perciò vedo un po' le difficoltà. Però c'è anche da dire una cosa, è legato anche al mondo del lavoro. E perciò, come diceva Riccardo, al cuneo fiscale, nel senso quanto mi costa questa persona e che cosa posso fare per prendermi. Quando io 40 anni fa ho cominciato a lavorare, ero giovane, avevo un contratto di apprendistato e lavoro e sono stata affiancata a una persona che mi ha fatto amare quel lavoro, anche se io non lo conoscevo. C'era l'entusiasmo in questa persona perché aveva la possibilità di farlo, nel senso i tempi non erano così stretti, c'era così poco personale perché costava, e perciò lei man mano mi ha spiegato quelle che erano le mansioni e mi ha fatto appassionare al lavoro. Adesso i ragazzi quando entrano non sono buttato lì 2 ore di dire guarda questa è la friggitrice, questo e questo e quest'altro e via. Sono i ritmi che sono cambiati, però se non li facciamo appassionare, non gli spieghiamo cos'è il lavoro, e molto spesso, perché noi nel nostro ente bilaterale abbiamo le commissioni apprendistato, che dobbiamo verificare come sono gli apprendistati dei lavoratori, dei ragazzi, molto spesso sono abbandonati lì, non sono seguiti. Allora, se questo è un aspetto delle cose che devono essere cambiate, perché ce ne sono tante, la formazione come ha detto Riccardo, ma anche essere attrattivi per i giovani, che sono il nostro futuro, vuol dire che se comunque non ce la facciamo come aziende, non se la fanno come aziende e come bilateralità a sostenere questi carichi, ci dobbiamo confrontare con chi ci può dare una mano, con le amministrazioni che siano territoriali, regionali o nazionali, formazione, altri incentivi, fondi sociali europei, i fondi interprofessionali, date una mano, bisogna organizzare un sistema in modo differente. Perché il costo quindi il fatto di non farlo è un po' la responsabilità dell'imprenditore stesso? Sta in carico all'imprenditore, e se deve guardare i costi magari...
diciamo Ma che sono preparati gli imprenditori? Diciamo che questa attenzione alla motivazione, alla formazione del proprio personale, ormai la riconoscono tutti. Il problema è di dimensioni. Catene come TH Hotel oppure come NH, loro hanno delle academy interne dove motivano il loro personale, riconoscono ai propri dipendenti il merito. C'è una formazione continua. Riconoscono il merito, le hai detto una cosa che è importantissima, attenzione, perché il problema trasversale che riguarda il nostro mondo del lavoro è il non c'è la meritocrazia e non viene riconosciuto il merito in vario modo, perché le sa benissimo i provvedimenti governativi passati avevano dato anche delle agevolazioni di carattere fiscale alle aziende perché ci fosse famosi benefit. Se poi gli imprenditori non li utilizzano, se non poche aziende virtuose che tutti conosciamo, non ci sono solo NH. Allora, queste grandi aziende hanno la possibilità di farsi le academy proprie. Le piccole aziende potrebbero non hanno mandarli nelle academy degli industriali. Sì, il discorso, l'utopia che abbiamo con Cecilia è invece che con il pubblico e assieme alla bilateralità questa si possa fare in modo più diffuso anche per le piccole aziende, cosa che tra l'altro stiamo già facendo come EBIT, perché ad esempio con i fondi impresa facciamo la formazione pagata all'interno dell'azienda. Quindi all'azienda viene a costare di fatto il costo delle ore di lavoro del dipendente, per cui è una cosa che già stiamo facendo. L'ultima in azienda che abbiamo fatto, adesso ho un lapsus, comunque l'abbiamo finita pochi mesi fa e adesso comunque c'è il bando ancora aperto, per cui questa cosa la bilateralità già la può fare, però va incentivata con delle politiche del turismo. Questa cosa poi di farla in azienda è una cosa stupenda, perché troppo spesso in Italia si parla di turismo che è diciamo generico, è molto generico. I turismi sono l'Italia è la patria della biodiversità, è la patria delle diversità. Così anche nel turismo. Ogni territorio ha la sua peculiarità, il turismo della Riviera del Brenta non è quello di Venezia, che non è quello di Cortina, che non è quello di Città d'Arte come Verona o della lei Gordina. dice, io le chiedo perché lo spiega, magari non è dette ai lavori, lei essendo dentro il settore ormai lo sa benissimo, perché sono diversi? Ma per tipo di prodotto, per tipo di clienti, e quindi cosa per tipo di esigenze del cliente. Un albergo a vocazione sanitaria nel comparto termale non c'entra praticamente nulla con un albergo aperto in estate a Cortina d'Ampezzo. Cioè là ci va gente che sta in salute e ha voglia di fare il trekking alle terme, nell'hospital, nell'albergo termale a vocazione sanitaria ci va chi ha bisogno proprio di cure e di farle però in un ambiente alberghiero. Chi va in un albergo termale ad Abano per farsi delle vacanze rigenerative non è quello che va a Venezia in centro storico. Sono proprio dinamiche e Ma non è più fluido adesso il turismo, perché in realtà si è sempre cercato adesso di fluidificare, perché magari chi va a questo vorrebbe anche quest'altro, di fare esperienze, cioè esperienziale. Quindi... Qui con internet
quindi stiamo parlando degli ultimi 30 anni, non si contano più. Le faccio un esempio, i cammini, quindi stiamo parlando di Via Francigena. Sì, tutti i vari cammini. Non hanno una struttura, non hanno una struttura, un'associazione. Sì, esiste l'associazione Via Francigena, ma di fatto che cos'è? Sono delle community. Sono delle community che di solito, ultimamente, poi lì è la liquidità all'ennesima potenza. In questo momento su Instagram, tu che percorso hai fatto? Io ho fatto questo. Ah beh, allora ci troviamo, facciamo questo nuovo percorso, questo nuovo cammino. Il cammino della Via Francigena, che viene da Merano e passa per l'Adige e arriva a Verona. Non esisteva fino a poco tempo fa. Ad un certo punto un influencer lo ha fatto propone, e questo ha cambiato l'economia. Ha cambiato l'economia dei bed and breakfast, degli alberghi. Cioè devono essere aperti a recepire quel tipo di turismo che ha certe aspettative. Questo era solo un esempio, sì, certo, per dire che cioè tu oggi non puoi più ragionare in termini di tua struttura. Devi creare anche delle opportunità. Devi ragionare in termini di aspettative del film che si è fatto il cliente in testa. Quali sono, è banale, però insomma, quali sono le emozioni che cerca? Infatti dicevo, il fatto di emotività, ma anche di creare nuove aspettative, quindi cogliere e proporre qualcosa di diverso. Diventa tutto molto più difficile, sì, più complesso, però anche più avvincente potrebbe essere se c'è la preparazione adeguata ad affrontarlo. È un settore in continua evoluzione, perché non può essere riconosciuto il turismo, parliamo del turismo qua in Veneto, per le grandi catene che sono, si può dire, quasi autosufficienti e che si rigenerano anche con il confronto con gli altri alberghi negli altri stati, perciò c'è un confronto. Sì, noi siamo fatti di piccoli campanili, di piccoli alberghi, di piccole realtà, del turismo lento, il turismo del divertimento, il turismo delle camminate, come ha detto, tanti tipi di turismo che sono delle tipicità che noi abbiamo tutte in questa regione, però che non riescono a fare sistema, che non si collegano tra di loro, e perciò molto spesso il piccolo non si può confrontare con quello che è a fianco per trovare qualcosa che li unisca, che faccia abbassare le spese, ma che attrae i clienti, migliorare le condizioni di tutte, ma anche le condizioni dei lavoratori che magari stanno per un periodo di qui e poi in una rete veneta magari possono essere ricollocati con la certificazione delle competenze magari in un'altra stagione, e va a beneficio di tutti. Quello che noi cerchiamo di fare, che è iniziato qualche anno fa con il piano strategico del turismo, poi è arrivata la pandemia, adesso riprende con la certificazione delle competenze, i borghi, i fondi del PNR. Che ecco, quella è un'altra cosa. Sì, non ce ne sono tanti di soldi destinati al Veneto, al turismo, però bisogna guardare fra le varie cose che cosa possiamo fare, e sicuramente non lo possiamo fare se io, piccola imprenditrice, mi confronto con lui e gli dico: a te come va? Benissimo. Non funziona così, bisogna fare rete. Avviene questo. Sì, assolutamente. Oppure male. Dico, la maggior parte dei piccoli centri, lascio perdere le catene che comunque si confrontano all'interno dell'associazione, ma se tu parli con un piccolo imprenditore magari non sa neanche come far funzionare un gestionale, e allora se non sai far funzionare un gestionale dove metti in turnazione le persone è difficile poi accontentarli con le richieste, perché il turno glielo dai all'ultimo momento e non sai neanche quando farlo stare a casa. Quello che dobbiamo fare è creare, e la bilateralità è un pilastro per dare una mano, ma sicuramente con le amministrazioni territoriali e regionali, per trovare una rete dove noi riusciamo a trovare che metta in linea e che faccia confrontare amministrazioni, imprenditori e lavoratori tramite le organizzazioni, e trovare finanziamenti
per le cose che necessitano, anche perché l'ha già detto, dopodomani, anzi oggi dovremo affrontare una nuova crisi, perché passiamo da crisi a crisi, la crisi energetica. E cosa facciamo? Rimaniamo alla porta a dire no, chiudo tutto, riduco o il personale o l'apertura dell'albergo, cioè vado a peggiorare sempre di più la situazione. Infatti, davanti a queste sfide angoscianti, incombenti, come si pongono i rappresentanti della categoria? Allora, da un punto di vista di come diceva la Presidente? Allora, da un punto di vista nell'immediato, da un punto di vista di richieste al governo, sono state fatte in questi mesi sia da AICA, che è l'associazione degli albergatori di Confindustria, che da Federturismo, che raggruppa un po' tutte quante le sigle dei vari turismi, no? Dal nautico all'alberghiero, al congressuale, di darci una mano seria rispetto ai rincari energetici, perché appunto gli alberghi sono strutture energivore. Non sta nemmeno a noi albergatori dire come farlo, il price cap, noi sappiamo solo che le bollette che stanno arrivando sono anche del 400% superiori all'anno prima, quindi sono veramente insostenibili. Da questo punto di vista noi adesso ci sono state le elezioni che mettano una riduzione, un tetto ai costi energetici. Questo qui è essenziale, è la cosa proprio domani mattina, nel senso che adesso è quello che abbiamo visto finora, di fatto la stagione estiva è quella che sta sopportando i costi energetici, ma non scordiamoci che che sta per cominciare una stagione invernale. Penso solo agli impianti a fune, certo, quelli vivono solo di elettricità e molto probabilmente se gli aumenti sono quelli che ci sono adesso, non so quanti impianti, sicuramente gli impianti minori si faranno una domanda se aprire oppure no. Anche Dolomiti Superski probabilmente ce la fa, ma gli altri sono tante. Un impianto a fune chiuso vuol dire una località morta. Assolutamente, e la soluzione di aumentare i listini non è una soluzione, perché poi alla fin fine chi va a fare gli sport, cioè sono i cittadini normali che questi aumenti non li hanno visti. La spesa media è sempre più o meno la stessa perché le nostre tasche sono rimaste quelle, perciò il cliente, quello che vuole vivere un'esperienza che sia di divertimento, vedi Gardaland, piuttosto che termale o di una località di città d'arte, qui che ha la scelta potrebbe trovare e far rimanere questa industria in attivo. Certo che bisogna pensare che non si può solo aumentare, per quello che c'è bisogno di un confronto con la politica. Altrimenti ci troviamo tra un anno che si piange amaramente. Il PIL della regione o anche dell'Italia si abbassa ulteriormente, anche perché, come ha già detto Riccardo, per trovare una destinazione io apro il mio PC o anche il telefono e tramite Booking vado a trovarlo altrove. No, ma io già quest'estate ho visto un paese qua vicino, la Turchia, con prezzi nettamente diversi, strutture eccellenti, bellissime, e italiani pieno di italiani, ma giustamente, perché mangi bene, stai bene, servito e riverito, sei in mare splendido, località fantastiche e paghi poco, mentre il nostro Sud Italia è stata una cosa
la morte è veramente un bagno di sangue. Bisogna dirlo che effettivamente hanno un po' esagerato. Sì, anche al sud Italia comunque ci sono strutture e strutture. Sì, sì, ma sono andati giù pesanti. Diciamo che sono andati giù pesanti con i prezzi, questo è un dato di fatto che non concilia con quella situazione delle famiglie. Io vorrei parlarne ancora con voi di questi temi perché secondo me sono importanti e interessano anche tante persone, sia come fruitori, consumatori, tanti come lavoratori, perché appunto siamo la prima industria turistica, ma ci sono tantissimi che lavorano in questo comparto. Il tempo però è finito, quindi io ringrazio Cecilia De Pasi, le auguro buon lavoro. Grazie. Tanto come presidente di Abitevent quanto anche Philcams, giusto, CGL. Sì. Ringrazio anche lei, le faccio in bocca al lupo per la sua occupazione nuova come direttore di una struttura, oltre che come vicepresidente di Abit Veneto naturalmente, come rappresentante del settore degli industriali del settore turistico. Grazie a voi, grazie a entrambi. Grazie a lei. Grazie a voi cari telespettatori di averci seguito, la puntata poi come sempre la potete rivedere in replica nel nostro sito. Buon proseguimento, buona serata, scriveteci se avete delle istanze, delle domande, delle curiosità, degli approfondimenti che volete che facciamo insieme. Buonasera a tutti.